Della Venice Marathon è sicuramente uno dei testimonial più amati e meglio riusciti. Nelle ore successive al drammatico incidente, tutto il club della Venice Marathon, presieduto da Piero Rosasalva, ha rivolto un grande incoraggiamento al campionissimo Alex Zanardi. Non si contano le migliaia di messaggi, foto e video che sono stati postati per lui in queste ore, con l'invito unanime. Ti aspettiamo presto a Venezia tra noi per abbracciarti di nuovo. Un esempio di forza, di coraggio, di determinazione che è stato in grado di superare 1000 battaglie e 1000 difficoltà della vita. Ci auguriamo tutti che possa vincere anche questa dura, terribile battaglia. Forza Alex, siamo tutti con te. Anche il governatore Zaia ha voluto esprimere il suo sostegno. Lui è una fibra forte, spero che ce la faccia. Penso che sia un in bocca al lupo collettivo. Penso che non ci sia un cittadino italiano che non provi simpatia per Alex Zanardi. L'assessore comunale Venturini ne ha ricordato il messaggio per uno sport più inclusivo a Venezia. Ciao Alex, tutta Venezia sta facendo il tifo per te. Nella tua vita hai avuto un sacco di occasioni per dimostrare la tua resistenza, la tua capacità e la tua forza. Questa è l'ennesima prova che hai davanti. Mi raccomando, torna a stupirci, torna a Venezia e ti aspettiamo a braccia aperte. L'ultimo ad averlo a lungo intervistato pochi giorni prima dell'incidente è stato il giornalista Claudio Arrigoni, grande esperto degli sport paraolimpici e amico di Alex, che alle nostre emittenti racconta. Ci ha insegnato a non mollare mai, diceva mi spinge la curiosità. Ecco, questa è una forma di motivazione straordinaria che l'ha portato a diventare uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi e non solo italiano.